Consiglio il presidente, di tutti quanti quello onesto e il delinquente. E adesso basta, metto io tutto a posto, passo dopo passo sul mio sito lo dimostro. Io mi alzo presto e vado a lavorare, non come voi che invece andate sempre al mare. Mi lamentate che qui niente mai funziona, ma sono solo in questa lunga maratona. Chi ci sarà dopo di me? Berlusconi o forse un re? Vi dirà che ho fallito io, che ho lottato contro il mondo, i grillini e gli usurai, contro miliardi di persone. Mentre un po'... Allora, Renzi vuol dare 80 euro alle madri con un reddito massimo di 90.000 euro, quindi anche benestanti. No, penso che poteva fermarsi un po' più basso, perché 90.000 euro sono 4.000 euro netti al mese. Allora, tra l'altro, ricordati che poi veniamo al Consiglio regionale, però volevo restare su questo tema. Molti dicono, ma insomma, invece di darli alle neomamme, che peraltro attualmente sono una minoranza della popolazione, avrebbero potuto dare 500 milioni ai disoccupati, no? Lei come la pensa? Ma sicuramente, il problema è che noi stiamo vivendo un periodo dove per fare politica basta vendere notizie, basta vendere illusioni, poi se le casse dello Stato piangono, poi se la situazione del Paese è quella che è, non importa. E purtroppo anche questa politica degli annunci, questa politica decisa in particolar modo dal Premier Renzi, non sta portando nulla di buono. Noi è da 7 mesi che stiamo assistendo ad un annuncio dietro l'altro, siamo partiti con i 100 giorni, una riforma al mese, poi i 100 giorni sono diventati 1000 giorni, hanno promesso soldi a destra manca, agevolazioni alle imprese, però ad oggi, ormai siamo a novembre, di risposte concrete non abbiamo visto da nessuna parte se non gli 80 euro. Gli 80 euro che comunque, come si diceva l'altro giorno, è più che una partita di giro, è una partita di raggiro, perché te li danno da una parte ma poi si vanno a prendere dall'altra, e secondo me presto lo vedremo anche con la nuova legge di stabilità. Ricordiamoci il taglio di quasi 7 miliardi e mezzo agli enti locali, e di conseguenza gli enti locali prima o poi dovranno rifarsi su chi? Sui cittadini, perché tu puoi fare gli sconti, l'IRAP, dire che aiuti le imprese, dire che aiuti l'economia, però quando poi vai a tagliare i comuni, vai a tagliare le province, vai a tagliare le regioni, vuol dire tagliare nei comuni i servizi, nelle province tutte le opere che riguardano la difesa idrogeologica, la viabilità, le scuole secondarie. Quando tagli la regione vuol dire tagliare la sanità, che riguarda il 70-l'80% del bilancio di ogni regione, per non parlare poi del trasporto pubblico locale, e sappiamo benissimo anche questo quanto incide sulle spese delle nostre famiglie. Quindi oltretutto anche il modo di fare, questo va alla trasmissione, va dalla D'Urso a annunciare così sti 90 euro il bonus bebè, ma perché non fa una politica molto più intelligente magari per quel che riguarda le politiche infantili, le politiche degli asili nido, magari sappiamo qual è la necessità, quali sono le richieste, perché ogni giorno anche in regione sappiamo quanto importanti sono questi servizi, perché vedete i 90 euro possono andare bene per un mese, per 2 mesi, quei mesi in cui si vota, no? Perché la gente è contenta, prendi i 90 euro, in cambio ti do il voto. Però poi i problemi rimangono e la gente poi prima o poi il conto te lo presenta. Quindi Renzi, per carità, avrà ancora il 50% come dicono i sondaggi, però la mia preoccupazione è che prima o dopo ci troveremo a pagare un conto molto salato. Ricordiamoci che questa è una finanziaria che sì è basata su tagli, ma su tagli che poi, sempre i soliti tagli lineari, quindi andranno a colpire da nord a sud, senza distinzione di chi amministra bene e chi amministra male, ma soprattutto siamo di fronte a una manovra che ha una buona parte, che riguarda circa 12 miliardi, che è basata sul deficit. Quindi noi andremo a far pagare alle future generazioni
debiti su debiti creati in base a delle illusioni, in base a dei paperoni che promettono soldi a destra e a manca, ma che prima o poi però il conto qualcuno lo dovrà pagare. Mi ha colpito molto la durezza nelle domande di Barbara D'Urso, no? Inflessibile, intransigente, anzi direi cattiva. Allora, Renzi può fare il raccontapalle ai bambini da badante al Presidente che pur non reggendosi in piedi prende lo stipendio da Nabab. Allora, in 2 mandati sono più che sufficienti, speriamo poi che chi sta fuori non si venda le preferenze e quindi il posto. Allora, Nicola Vigo, sul Consiglio regionale, anche lei è a favore, lei sta dalla parte dei padrini? Io ho sottoscritto il progetto di legge di Leo Padrini in quanto ho posto questa questione già all'interno del mio movimento ancora mesi fa e anche al recente congresso provinciale. Vede, il ricambio fa bene, perché quando i partiti non riescono a introdurre questo sistema al proprio interno, poi ovviamente ci pensa qualcuno all'interno delle istituzioni. Il ricambio fa bene perché prima di tutto porti idee nuove, persone nuove all'interno delle istituzioni, dai un ricambio continuo, quindi certa gente che magari anche negli ultimi anni non ha dato tanto di bei esempi, non ha modo di ammanicarsi con determinati sistemi di potere. Dai la possibilità comunque a persone nuove di entrare nei partiti, quindi anche i partiti di ritornare a fare una politica seria, ma soprattutto fa bene anche, prima sentivamo le varie opinioni da parte dei cittadini, la gente vuole vedere un qualcosa di nuovo e questo non vuol dire non riconoscere il lavoro fatto da chi è là da 2, 3, 4 legislature, perché sicuramente sono persone brave, capaci e competenti, però la politica non può nemmeno diventare una professione. Una persona ha fatto 10 anni in regione, se è brava e ha competenze può fare il sindaco, il parlamentare, l'europarlamentare, di possibilità ne ha un sacco, senza stare lì per 15-20 anni, anche perché è vero il discorso delle preferenze, ma noi veniamo scelti dalle preferenze, ma ci mancherebbe uno che è assessore da 15 anni che sul territorio non riuscisse a tirarsi su 10.000 preferenze per essere riconfermato. Sappiamo che ci sono dei ruoli ovviamente di potere, delle reti anche a livello territoriale, dove una persona, per quanto brava sia, ha enormi difficoltà a entrare in questo sistema quando si trova a competere con persone che hanno 3, 4, 5 legislature. Quindi io non ci vedo niente di male. Sicuramente in queste settimane, anche vivendo il Consiglio regionale, ne ho sentito un po' di tutti i colori, di colleghi imbufaliti e quant'altro. Però noi non possiamo accanirci contro i senatori a vita e poi difendere posizioni da chi è là da 15-20 anni, perché o siamo coerenti in tutto e per tutto, anche perché l'anomalia non è questa proposta, l'anomalia è il sistema Italia, perché in giro per il mondo, cioè, trovatemi dei politici in Inghilterra piuttosto in Francia, piuttosto che in Germania, che sono là da 15-20 anni all'interno della stessa istituzione. Cioè, hanno un giro continuo, soprattutto in America, due legislature e poi te ne vai a casa, ma è giusto che sia così. La vita è fatta anche di altro, la gente deve anche curarsi una professione propria, lo ritengo e lo dico io che ho 30 anni, che potrei dire, vabbè, avere chissà quali aspirazioni, però io la vedo così, è un periodo della mia vita e dopo largo ad altre persone, è giusto che sia così, anche perché sul territorio abbiamo tantissimi bravi sindaci che sono convinto che se dovessero diventare consiglieri regionali farebbero il loro compito in maniera degna e responsabile, senza alcun tipo di problema. Non dobbiamo aver paura del cambiamento, questo, e soprattutto nei momenti di crisi il cambiamento fa bene, perché porta idee nuove, porta innovazione, porta veramente quello spirito che fa bene. Parlamentari né d'età né di mandati, quindi noi stiamo parlando nell'ambito regionale, questa è una proposta secondo me valida. Ripeto, ho posto la questione anche all'interno del mio partito e secondo me questa è la linea da seguire. Ma non sarebbe male che crescesse anche... E dico un'altra cosa, che chi fa politica e vive la piazza, cioè si confronta quotidianamente con i propri cittadini, sa benissimo che questa è una proposta da portare avanti. Perché chi vive, chi ogni giorno in mezzo alla gente sa che queste sono le richieste delle persone, ma non perché vogliono, perché è di moda mandare tutti a casa, ma perché è normale dopo tanti anni vedere un ricambio. Cioè abbiamo veramente, stiamo parlando di seconda, terza repubblica, ma a Roma abbiamo persone che sono ancora della prima repubblica, questo è il problema.
Allora 22-25 sempre in diretta, ultima parte di Focus, a una marea di messaggi, sono già 800, quindi arriveremo a 1500 per la fine di questa puntata. Soldi ai bebè, schiaffi ai pensionati, abbiamo credo raggiunto tante mamme, tante famiglie, i pensionati, i figli, i nipoti, per cui sono temi che riguardano tutti. Devo dire, è arrivata adesso la notizia, Matteo Renzi 1 ora e mezzo al Colle, è lì dal Presidente della Repubblica Napolitano, si parla di questa legge di stabilità. Soprattutto Napolitano. No, perché ci sono, può darsi che ci siano discussioni, problemi, dettagli insomma da mettere a punto. Allora, Nicola Finco, a parte diciamo, i bebè, abbiamo detto i pensionati, lei voleva aggiungere qualcosa sulla regione, sulla diciamo... Sì, no. Stavamo parlando prima, cioè, in merito alle possibilità della legge di 2 mandati, insomma, le possibilità di riuscire ad approvarla. Molti hanno sollevato il dubbio di incostituzionalità perché dicono che se noi facciamo questa legge retroattiva, quindi anche per le persone che hanno già 2 o 3 mandati alle spalle, è facile che ci venga impugnata. Invece Leo Padrini invece adesso mi ha appena detto che è impossibile perché noi entriamo nei requisiti per le candidabilità dei singoli consiglieri, quindi insomma ne vedremo delle belle. So che il Presidente della prima Commissione ha già messo all'ordine del giorno la prossima settimana le 5 proposte di legge, una della Giunta che è una modifica tecnica, poi c'è il nuovo centrodestra che ha proposto addirittura la tripla preferenza, c'è il PD che ha proposto la doppia preferenza, la preferenza di genere, chi propone addirittura il ballottaggio, che secondo me è una follia perché... Vuol dire farmi perdere? A parte che è un sistema che da sempre agevola la sinistra, ma a parte questo andrebbe a aumentare anche i costi per ogni elezione perché vuol dire pagare tutto il doppio, quindi insomma sicuramente i prossimi mesi saranno mesi molto caldi. Dopo ci sono delle proposte di legge che stanno uscendo dalle varie commissioni importanti, tipo quella per fermare il consumo di suolo, il piano regionale dei rifiuti, quindi saranno mesi molto intensi. Ora ancora parlano di alzare l'IVA dei menti, vediamo cosa ha detto il governatore Zaia sui tagli, servizio della nostra redazione mi pare di Treviso. I depositi bancari in Veneto sono cresciuti di 3,8 miliardi di euro in 6 mesi, quasi 1.000 euro per ogni cittadino della regione. Il dato, tratto dal bollettino statistico di Banca Italia, rivela come i veneti abbiano poca fiducia nel futuro, preferendo non investire e accumulare risparmi in attesa di tempi più duri. Eppure, secondo il governatore Luca Zaia, un modo per restituire ottimismo ci sarebbe. Basterebbe che il governo decidesse di fare delle azioni di promozione dell'economia come quelle delle quali abbiamo bisogno, la riduzione drastica delle tasse, e finanziandola non tagliando le regioni virtuose ma tagliando da chi spreca. Mi si deve spiegare per quale motivo con l'ultima legge di stabilità al Veneto verranno praticati gli stessi tagli della Sicilia, abbiamo più o meno gli stessi abitanti, con un piccolo particolare, che la Sicilia ha 22.000 forestali, noi ne abbiamo 400, se qualcuno me lo spiega. Manovre di questo tipo, sostiene Zaia, non danno certo fiducia a quella parte minoritaria di italiani che continua a pagare per tutti. Solo 4 regioni mandano soldi a Roma e una di queste è la regione del Veneto che manda ogni anno 21 miliardi di tasse. Se dobbiamo mandare soldi per pagare gli sprechi degli altri diciamo no. Se invece i tagli fossero fatti con criteri meritocratici si potrebbe arrivare a una riduzione delle tasse imponente senza incidere sui servizi ai cittadini. Se si applicassero i costi standard, ovvero le virtuosità a tutta Italia, avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro, potremmo dedicarli tutti al taglio della pressione fiscale. Per far questo però, conclude il governatore, bisognerebbe riformare davvero e non soltanto a parole, modificando profondamente uno status quo fatto di privilegi assurdi. Bisogna costringere quelli che sono non virtuosi, che spendono male le proprie risorse, che vivono nella mala gestio, che pagano la siringa 26 centesimi e non 4 centesimi, che pagano un pasto in ospedale 60 euro e non 6,5 euro, di vivere in maniera civile e corretta come lo fanno gli altri. Servizio di Tonano. Una battuta la farei anche così, una precisazione sui 2 mandati. Io ho apprezzato molto le considerazioni, devo dire, del consigliere regionale giovane che è disposto a mettersi in gioco questa cosa, che non credo sia da poco. E cioè, il ricambio
è molto favorito da queste misure qua, perché le nuove figure fanno molta fatica a emergere rispetto a figure che sono radicate, cioè, c'è poco da dire, dobbiamo dirlo, cioè, chi è da tempo in figure rilevanti tipo quelle in regione hanno una marcia in più in termini di anche contatti che hanno avuto, anche di risorse nettamente superiori che non permette, cioè, hanno una concorrenza molto diversa rispetto alle nuove figure, quindi è una cosa importante. Allora Nicola Fico, ha visto che Grillo, il Movimento 5 Stelle vi sta seguendo le orme, adesso dicono non vogliamo più gli immigrati, vanno respinti. Questa è la politica di Grillo, no? Quando uno dice tutto è il contrario di tutto. Quando questa primavera ad aprile Grillo ha votato l'abolizione del reato di clandestinità, oggi grida contro gli immigrati clandestini, no? Perché ha visto il successo della manifestazione nostra di sabato scorso. E quindi anche Grillo penso sia sull'onda calante, cioè ormai anche lui la politica degli annunci, del gridare basta contro tutti e contro tutto, però poi se non porti a casa niente di concreto, basta vedere anche i suoi sindaci dove amministrano, sono simbolo non di buon governo ma di fallimento anche a livello amministrativo. È una mossa elettorale anche quella o cosa? Cioè, qual è l'obiettivo di Grillo nel dire basta? Sì, perché siccome ha visto che Salvini è riuscito a riempire una piazza come quella di Milano, e lui ovviamente cosa fa? Coglie tutti quei sentori, diciamo, della popolazione e cerca di portarsi qualche voto a casa, però penso che basta valutarlo secondo la sua coerenza. 6 mesi fa ha votato contro il reato di immigrazione clandestina, oggi non può gridare all'immigrazione clandestina. Quello che è ancora più vergognoso secondo me è che adesso questa sera abbiamo parlato, abbiamo letto messaggi di famiglie in difficoltà, persone che vivono con 700 euro al mese e quant'altro, però vediamo che il governo quando deve tirare fuori 40 euro per clandestino ritrova. No, e abbiamo circa 125.000 clandestini che sono arrivati, va bene, a parte hanno fatto richiesta dello status di profugo che poi bisogna verificare, però questi ci costano 40 euro al giorno. Per queste persone i soldi li trovano sempre, trovano gli alloggi, sono soldi della comunità, non sono soldi, trovano gli hotel e quant'altro. A questo punto la soluzione sarà che quando avremo i nostri padri di famiglia su una strada andremo noi a occupare gli alberghi, perché come danno l'albergo agli ultimi arrivati, per cosa non dobbiamo darle a quella signora in difficoltà con 2 figli e 700 euro al mese? Penso ne abbia più diritto lei, visto che da una vita che paga le tasse all'interno di questo paese rispetto all'ultimo arrivato che, voglio dire, per carità, qualcuno magari scapperà anche da situazioni difficili, ma tanti altri, come abbiamo visti arrivare, secondo me non sono poi così tanto sofferenti. Allora, purtroppo non ne parla più nessuno, però ci dobbiamo ricordare che questo è il semestre di presidenza europeo italiano. Certo. Ok? Io vorrei capire, sì, in 4 mesi Renzi cosa ha portato a casa, perché aveva iniziato promettendo l'allentamento del patto di stabilità, ma ad oggi i risultati di questi 4 mesi abbiamo visto assolutamente nulla. Fra 2 mesi sarà finito tutto e quindi questo sarà un altro insuccesso di questo governo governato da un centro. allora,